Non si è tranquilli, assolutamente no, perché più li avvisi, cioè più che stai attenta e peggio è. Speriamo che, come ho detto a mio marito, non sia un avviso che vengano magari un'altra volta. E questo ora è il timore della famiglia Baseggio di un ritorno dei ladri nella loro abitazione nel quartiere Albastona a Ponzano. Martedì sera la figlia 28enne di Monica sta dormendo sul divano. A un certo punto alle 11:30 si è visto puntare una pila in faccia. Si è svegliata di soprassalto e c'era un personaggio abbastanza alto. Il cane ha fatto il disastro perché ha abbaiato tantissimo. Il tempo che noi siamo messi a urlare i ladri sono scappati. I carabinieri già in zona per altre segnalazioni hanno perlustrato l'area, ma dei malviventi nessuna traccia, scappati quasi sicuramente attraverso gli stessi campi dai quali erano arrivati, complice il buio. Poco prima una parente che abita all'inizio di via Dante Alighieri, messa in allerta dall'abbaiare della sua cagnolina, aveva visto un uomo vestito di nero allontanarsi. Che è entrato in quella stradina che porta ai campi e che probabilmente poi è andato dai vicini, dei parenti qui in fondo alla strada. Questo ho visto, grazie alla cagnolina che ha fatto d'antifurto. Altrimenti rischiavano di entrare anche qui. Probabilmente sì, io credo fossero già entrati lì in giardino, cioè che avesse già scavalcato la recinzione. Non si può stare tranquilli neanche in casa propria e non era notte, insomma erano le 11:30 di sera. Solo un tentato furto, ma che ha lasciato una ferita profonda nella famiglia Baseggio. Certo che è stato scioccante per sua figlia. Per mia figlia sì, sono 3 notti che non dorme. Come si vive? Col terrore? Spieghi a mia figlia, perché io sono grande, ho una certa età, lei non ha neanche 30 anni, però la paura è stata tanta, ma tanta. Tremava la figlia. Il sindaco di Ponzano, che ha portato la sua vicinanza alla famiglia, è consapevole che se non ci sarà un intervento a livello legislativo, la situazione rischia di degenerare. Come amministrazione concorreremo ai bandi regionali per la sicurezza e la videosorveglianza, non in quelli nazionali che tanto sappiamo di non avere possibilità visto che sono dedicati in altre parti d'Italia, e comunque la videosorveglianza non può essere sicuramente la soluzione, probabilmente in Italia deve cambiare qualcosa rispetto alle leggi e la possibilità, non dico di difendersi ad ogni limite, ma in questo caso per esempio l'offesa è stata una pila e la violazione di domicilio, la difesa cos'era? Puntare una pila in faccia ai ladri e il cane abbaiato avesse morso, cosa sarebbe successo? Io credo che le cose qui in Italia devono cambiare, altrimenti rischiamo che il popolo italiano intervenga in maniera diversa.